Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Una cordiale buonasera, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, il nostro audio video giornale per quanto riguarda gli aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia, anche ultima edizione che chiude le nostre finestre quotidiane. Apriamo subito con una notizia purtroppo che ci arriva da Trieste, perché un uomo di 32 anni, subacqueo, è morto nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della pineta di Barcola. L'uomo era in compagnia della moglie quando ha perso conoscenza. Portato a riva, è stato subito soccorso dai medici giunti velocemente in ambulanza dall'ospedale maggiore, ma inutili tentativi di rianimazione. L'uomo praticamente è deceduto sul posto. Rilievi di legge e indagini da parte dei carabinieri della stazione di Miramare insieme alla capitaneria di porto di Trieste. Parliamo del Covid perché ci saranno novità per quanto riguarda le zone arancioni anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo il continuo decremento a partire dal 10 gennaio scorso di contagi e ospedalizzazioni con una costanza di presenza in terapia intensiva, nell'ultima settimana abbiamo invece assistito a un'inversione di tendenza con un esponenziale aumento dei positivi e dei ricoveri. Per mettere in sicurezza il sistema sanitario e la popolazione stiamo valutando delle nuove misure per tutta la regione e più restrittive per le zone a rischio del territorio. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il vice governatore Riccardi, gli assessori regionali all'istruzione Alessia Rosolene, alle autonomie locali Pier Paolo Roberti, alle attività produttive e turismo Sergio Emilio Bini, alle risorse agricole e alimentari Stefano Zanier, durante gli incontri con i capigruppo in Consiglio regionale, l'ANCI, i prefetti, i sindacati, le categorie economiche e l'ufficio scolastico regionale. Si è trattato di riunioni in videoconferenza volute per aggiornare sulla situazione epidemiologica e confrontarsi con i soggetti istituzionali e non sulle misure da adottare per il contenimento dell'emergenza, anche alla luce dell'incontro telematico della mattinata sul DPCM per le misure anti-Covid, alla presenza dei ministri per gli affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini, dell'istruzione, Patrizio Bianchi, e della salute, Roberto Speranza. Pordenone e Trieste sono ancora aree dove l'incidenza dei contagi non è esplosa, ha detto Fedriga, mentre l'indice è alto e preoccupante nelle ex province di Gorizia, ancora di più di quella di Udine. Gli incrementi sono dettati dalla diffusione delle varianti che colpiscono anche la fascia più giovane della popolazione e sulle quali sono necessari interventi di mitigazione. Verrà emanata un'ordinanza sul territorio, l'ipotesi di procedere domani per farla entrare in vigore già da venerdì, con misure di contenimento generali e più specifiche per i territori a rischio. Chiaramente già nella mattinata di domani, intorno alle 11:30, ci sarà una conferenza stampa proprio convocata dal
Presidente della Regione Fedriga insieme all'assessore Riccardi per parlare, insomma, capiremo di più per capire cosa accadrà per quanto riguarda, insomma, questa situazione molto molto particolare, sempre più a rischio. Andiamo a Trieste con una notizia che ci è appena giunta in redazione per dire che i militari della compagnia di Trieste della Guardia di Finanza, gli uomini dell'Agenzia delle Dogane della stessa città hanno sequestrato 480.000 mascherine anti-Covid perché non conformi alle norme di sicurezza. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura di Trieste su una fornitura turca. Ulteriori indagini saranno poi rese note nella giornata di domani. I dispositivi sarebbero giunti comunque a Trieste dalla Turchia, destinati a un fornitore milanese che si sarebbe dichiarato parte lesa nella vicenda. Andiamo adesso a Udine, parliamo di grotte, perché è iniziata, come sapete, un'importante mostra, visitabile già da domani, raccontare secondo un approccio interdisciplinare come furono usate le grotte in Friuli Venezia Giulia, a partire dalla preistoria attraverso le tracce lasciate dagli animali e dagli uomini che le hanno frequentate. L'obiettivo della mostra Antichi abitatori delle grotte in Friuli, proposta nel Castello di Udine dal Museo Archeologico di Udine e dal Museo Friulano di Storia Naturale, in chiusura della manifestazione ESO 2020 Science of Citizen. L'evento espositivo, promosso dall'assessorato comunale alla cultura e curato da Giuseppe Muscio e Paola Visentini, è in programma da domani fino al 27 febbraio 2022 ed è stato presentato oggi nel capoluogo friulano. Andiamo con lo sport. Col calcio in particolare non ci sono purtroppo buone notizie per quanto riguarda la Serie B, ricordiamo che l'Udinese per quanto riguarda la Serie A è impegnata domani a San Siro contro il Milan. Andiamo a vedere dunque i risultati della Serie B. Chievo Pordenone 3-0, Venezia Reggiana 2-1, Frosinone Monza 2-2, Lecce Entella 0-0, Cittadella Pescara Cittadella 1-0, ad Ascoli Piceno Pisa Ascoli 2-0, Salernitana Spal 0-0, a Reggio Calabria Empoli Reggina 3-0, Brescia Cosenza 2-0, Vicenza Cremonese 3-1. La classifica del campionato cadetto: Empoli in testa con 49 punti, Venezia 45, Monza 44, Salernitana 43, Chievo Verona 42, Lecce 40, insieme al Cittadella, 38 la Spal, Pisa 36, Frosinone 34, Pordenone 33, Reggina 32, Vicenza 31, Brescia 30, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli e Pescara 22, chiude l'Entella a quota 19. Sabato il Pordenone, ricordiamo, è impegnato a Monza contro i Brianzoli in un'altra sfida importante. Chiaramente la sconfitta di oggi allontana ulteriormente la zona playoff per il Pordenone e riavvicina quella ai noi più pericolosa dei playout, ma il campionato insomma è ancora lungo. Bene, chiudiamo qui la pagina informativa odierna, vi ringraziamo come sempre per l'ascolto e vi diamo appuntamento domani mattina per le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia 23:05. Per chi ci ascolta in rigorosa diretta non resta che augurare a tutti voi la buonanotte. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia.